Insomma, fare una sintesi di un settore così importante, così vasto, in un'ora e mezza è difficilissimo. In genere un argomento del genere con ascolti, con analisi sugli ascolti, presuppone un impegno di almeno 2 serate, fatto in maniera più scientifica, ma noi lo facciamo a livello familiare, internos. Siete anche liberissimi di intervenire tutte le volte che volete, anche perché io do degli spunti di riflessione. Molte cose che dirò per molti sono risapute, sono cose conosciutissime. Vi farò ascoltare qualche documento anche mio personale, anche perché mi hanno invitato a parlare dell'evoluzione del canto sardo a Bulzi, quindi strettamente proprio per il nostro paese, anche se io mi allargo un pochettino ai paesi nostri vicini, cioè l'Anglona, perché il canto logudorese vuol dire anche in gran parte Anglona, perché abbiamo dei più grandi, le colonne del vero canto a chitarra si trovano qui in Anglona e poi ne discuteremo. Quindi dopo questa veloce presentazione e di ringraziamento vorrei partire subito dalle notizie che abbiamo noi scritte su questa nostra origine. Per sentito dire ne abbiamo tante, però sa, il sentito dire non fa storia, no? Ce le tramandiamo. Io ho avuto una fonte enorme su questo genere che è stato mio nonno, Dominighetto Marras, di cui ascolteremo anche delle registrazioni che oggi diventano dei documenti. Le ho fatte 30 anni fa queste registrazioni, sono riuscito a digitalizzarle e a conservarle prima di perderle totalmente. E ascoltarle dopo 30 anni, vi dico la verità, è diventata la memorialistica istruttiva, anche perché con la memoria si perdono tanti fatti. Non tutto rimane nella mente, molte cose si perdono, no? Si perdono nel tempo. E invece io ho il racconto di tutto il carnevale bulzese, addirittura cantato da lui come lo faceva lui nell'ultima confraternita, no? Che giravano il paese tutta la notte. Angelo, tu ne sai qualcosa, che sei stato uno degli ultimi animatori del carnevale bulzese. Diciamo che Tornando indietro di 30 anni e 40 anni. No, prima, io parlo... Prima. E lo sentiremo raccontato dal nonno. Tutti e 3 giorni. Sono registrazioni di 5-10 minuti, speriamo che abbiate la pazienza di ascoltarle, anche perché ormai sono diventati dei documenti, anche perché a Bulzi non è che abbiamo mantenuto tantissime cose. Si ricorda sì, però i documenti sono quelli che vanno scritti. E io voglio partire dai documenti che ho ricercato io. Quando è che si parla del canto a chitarra, del canto logudorese? E ne ha parlato tantissimo Gavino Gabriel. Gavino Gabriel, tempiese, grande studioso della musica popolare, grande musicista, grande compositore, e spero che venga riscoperto sempre di più, no? Ha parlato dell'origine del canto e lui, da musicista, lo trascriveva. Lui ha scritto le modulazioni di molti cantanti, però diceva non si può scrivere il canto a chitarra. Anche perché sentire le modulazioni, i melismi di Candida Mara non si possono scrivere, bisogna ascoltarle, bisogna registrarle, ma a quei tempi il registratore non esisteva. Il primo registratore in realtà nella nostra epoca è stato inventato negli anni 20, ma guardate che per trasportare un registratore, uno dei primi registratori, ci voleva un camion allora. Quindi i primi documenti che abbiamo noi sulle prime registrazioni risalgono al 29, 30, 31, 32 e ce li ho, ne ascolteremo alcuni di quei documenti. Sono le prime registrazioni dei grandi cantanti del passato, no? Quelli che li chiamano della prima generazione. Però ascoltando il nonno nei suoi racconti dice no, prima di Gusse bisogna dattere il puro. Ed è vero, perché si è sempre cantato senza strumenti o a boghesonetto, come dicevano. Se c'era la chitarra meglio il canto a chitarra, e qui in particolare a Bulzi si è sempre fatto. E la scuola qual era? Su botteghino. Il carnevale si preparava in su botteghino, poi si usciva tutta la notte, no? A appaiare le bagianas, eccetera, lo sentiremo. E si imparava a cantare a chitarra in su botteghino, la scuola era quella.
E come si imparava? Ascoltando gli anziani. Quindi era un canto che veniva tramandato, ma non veniva tramandato alla stessa maniera, perché sappiamo che i primi cantanti, i grandi cantanti, poi li analizzeremo velocemente, ognuno cantava alla sua maniera, ognuno aveva sudraio suo. Sudraio era proprio la modulazione personale, non ce n'era uno uguale, tutti erano diversi, uno dall'altro. Nonno parla di un certo Peppe Mele di Nulvi, che lui l'ha conosciuto, che era già vecchio questo Peppe Mele, ma l'ha conosciuto perché a Bulzi c'era una sorella sposata qui a Bulzi. Domenico Mele, lo stesso. Candida Mara, purtroppo di questa grandissima cantante non ci sono rimaste registrazioni. Mentre di Maria Rosa Punzuludu, che io ho conosciuto vecchia ormai a Bulzi, ero ragazzino ma me lo ricordo ancora, questa donna vestita di nero che cantava sul palco, me lo ricordo ancora. Lei si ha fatto tutta la carriera. Saluto di cuore, scusate vi interrompo, ma sono arrivati da Mara i miei coristi. Grazie. Vi saluto perché riprendiamo. Guardate un po' come Gavino Gabriel descriveva, partendo dalla Gallura, perché noi dipendiamo dalla Gallura, musicalmente parlando noi siamo confinanti con la Gallura, quindi anche nel nostro dialetto abbiamo delle inflessioni al femminile che sono inflessioni galluresi. Parliamo in logudorese qui a Bulzi, questo lo dico per chi non è di Bulzi, però abbiamo delle inflessioni al femminile che derivano dalla vicinanza gallurese. Guardate un po' come descriveva velocemente Gavino Gabriel nei suoi scritti le varie mode che esistevano a tempio in Gallura, e poi scende, tra parentesi, questa è chiaramente soggettiva, no? Un'impressione soggettiva. Gavino Gabriel diceva che in Gallura le voci sono cristalline, molto melodiose, perché il terreno è granitico. Scendendo nella bassa valle nell'Anglona invece, zona calcarea, le voci diventano robuste, capito? Ma a quei tempi facevano anche questi studi, che sono veri sino a un certo punto, queste sono impressioni letterarie, eccetera. Allora, cosa diceva Gavino Gabriel? Guardate, di mode, cioè sai modo di cantare, di mode va a grandissimo numero nelle diverse regioni, mutevoli di ritmo e di colorazione e di trapassi tonali. Questa notata, vabbè, lui trascrive le musiche di molte modulazioni, questa notata è della Gallura. Le più in uso, oltre queste, sono l'utuldio, la timpiesa, la filugnana, l'andira, l'ottava, la taggia, la brunedda, più le canzoni da balli sardi. Pensate solo in Gallura quanti modi c'erano di canti, ma c'erano anche da noi, tutti questi modi diversi. E poi parla del sassarese, addirittura le gobole, i tre re, l'ottava, l'ugazzadori in sassarese, eccetera. Andiamo dalle nostre parti, un attimino, e poi parla molto spesso del coro a concordo, che era tradizionale in tutti i paesi della Sardegna, no? Apro una piccola parentesi, su coro a concordo deriva dal coro a tenore, che ha un'origine molto antica in Sardegna, e su coro a concordo in realtà è stato creato dalla Chiesa per far cantare le persone in chiesa, e i sardi insomma dovevano imparare a cantare in latino, perché dentro le chiese si poteva usare solo il latino, nessun'altra lingua, e cantavano in latino. Ma come si accordavano? Loro imparavano la melodia, le altre tre voci andavano di seguito, di derivazione dal tenore, chiaramente.
Quindi su Gora Concordo esisteva qui a Bulzi, esisteva a Sedine, esisteva all'Aereo, esisteva a Perfo, in tutti i paesi, e si riuniva nelle occasioni più importanti, nelle feste più importanti, in particolare durante la settimana santa, proprio in particolare. Le voci, poi ascolteremo quello che dice nonno un attimino, perché l'ultimo coro che c'è stato a Bulzi era formato da 3 fratelli, nonno con altri zio Battista e zio Anno Antonio, se non riesco a trovare, se li hai conosciuto tu. No, in più zio Bettiano Raffatello e Viosa, zio Babbo del Romano e zio Miguel Andria. Questi erano 5. Io gli dicevo nell'intervista, ma sono 4 le voci? No, mi pare che veniva un'altra, no. Quindi qui a Bulzi avevamo l'usanza del suo Gora Concordo di derivazione gallurese, la quinta voce, che si aggiungeva spesso nelle finali, no, Gabriele, eccetera. E i nomi delle voci le conosciamo, lo sappiamo. Qui nonno chiamava Eovagio, Saoghe su Valzito, sarebbe il tenore primo, Saoghe, tenore, contra e basso. Però mi dice, su basso vedi il trano. No, canta era una cosa il trana, perché era gutturale il basso. Cioè il basso era quello del coro a tenore e si usava anche qua, tranquillamente. Allora, taglio un attimo perché voglio entrare nel canto a chitarra. Agli inizi del secolo, del 1900, questa signora di Nulvi spadroneggiava dappertutto, ma non solo in questa zona, a Sassari, nel Meilogo, era conosciutissima. Candida Mara. Guardate come la descrive Gavino Gabriel. Ma il canto nel sonoro accento della parlata logudorese è tutto venato d'ardore. 1000 sono i modi e 1000 i cantori nell'Anglona. Su tutti ha regnato con la fama che ha riempito l'isola una donna di Nulvi, Candida Mara, vulcano di passioni che ha sconvolto cuori e famiglie, traendo dal suo canto fascinoso un potere di dominio che piegava ogni volontà. Anche la sua vita è un canto, eccetera, ma la riassumo io. Candida Mara è vissuta una quarantina d'anni, è morta molto giovane. Si occupava delle carrozze, no, trainate dai cavalli, della linea Nulvi-Sassari, eccetera. E tutte le occasioni erano buone per cantare perché aveva una voce stupenda, melodiosa. Lo stesso Gavino Gabriel dice: non si può scrivere, posso scrivere solo la linea melodica delle sue modulazioni, ma il bello è sentire quella voce, come quei melismi particolari che solo lei riusciva a fare, e come faceva anche alla sua maniera Maria Rosa Punzuludu, perché erano della stessa età, su per giù, capite? Io so anche che ad un certo punto Candida Mara, Sassari era conosciutissima, frequentava lo Zilleris, eccetera. Immaginate voi all'inizio del secolo una donna che si comportava così, come era considerata in genere, no? Capito? Non gliene fregava niente, era una donna libera, si è sposata e il giorno dopo se n'è andata via. Il giorno dopo il matrimonio ha lasciato il marito. Va a Padria, questo lo so perché l'ho letto facendo una ricerca, va a Padria per una festa nel 1913, la invitano a cantare a Padria, conosce un possidente, un benestante di Padria e si canano un pari dopo la festa. Così capitava a quei tempi. Insomma, era una donna libertina che non si vergognava di niente. Meno male che oggi non succede. No, però Candida Mara è ricordata da tutti, da chi l'ha conosciuta, come una delle più grandi espressioni del canto a chitarra, del canto logudorese. Io sono tentato di allargare, ma il tempo non me lo permette. Voglio entrare nel vivo, avvicinandoci al nostro paese, in particolare. Allora, dopo aver letto tanti libri, pubblicazioni, io ho collaborato anche con molti studenti universitari che volevano presentare delle tesi sul canto a chitarra, ho dato mie documentazioni, ne abbiamo discusso tanto, eccetera. Però il canto a chitarra va digerito, va praticato. Praticare non vuol dire solo cantarlo, ma va saputo ascoltare, perché solamente stando nell'ambiente del canto a chitarra si capisce
che valore ha quel tipo di canto? Innanzitutto era l'espressione più naturale che aveva l'uomo, in particolare in tutti i nostri paesi. Durante l'anno non c'erano tantissime occasioni. Il sabato era sicuro che in su botteghino, in su zilleri si trascorrevano delle ore cantando. Le modulazioni erano quelle tradizionali: canto in re, la salmorese, i mutos. In genere erano questi tre che andavano per la maggiore. Quando è che iniziamo a parlare di gara però? A Bonanno c'è una bella targa, Bastianini, no? A Bonanno c'è scritto: in questa piazza il 20 gennaio del 1915 si è svolta la prima gara ufficiale, io dico da professionisti, anche se chi ha cantato in quell'occasione non erano tutti professionisti. 2 erano professionisti, gli altri erano di Bonanno. Era come succedeva in tutti i paesi, quando invitavano sempre qualche locale ad assecondare i professionisti. Però io ho letto anche altri documenti dove si dice che di gare si parla anche nel 1913 a Tempio, dove addirittura cantava il padre di zio Leonardo Cavizza, Antonio Ioanni, no? Che non era un cantatore, diciamo, professionista, però partecipava anche lui, insieme a De Gortes, insieme a Luigino Cosso. E qui cosa dobbiamo dire? Io dico una cosa: esistevano gare a pieno titolo e gare amatoriali, possiamo dividerle così, no? Cioè gare ufficiali e gare ufficiose, diciamo, perché nonno mi dice che le gare a Bulzi le hanno sempre fatte, addirittura quando le feste si facevano sempre di 2 giorni, no? La prima sera sono i poetes, la seconda sono cantadores, ma prima, nonno mi dice, prima che cantasse anche De Gortes, Luigino Cosso, eccetera, perché lo sentiva dire dagli anziani. Magari non erano gare a livello professionale, diciamo, o professionistico. Sapete cosa succedeva? Le gare notte erano quelle dei poeti, no? Perché quelle si facevano già nell'Ottocento, eccetera. Però tra un tema e l'altro della poesia spesso c'era un po' di tempo. In quel momento facevano cantare sos cantos a chitarra, capito? È lì che, secondo me, ma per un intuito, secondo me piano piano il canto a chitarra ha preso la piega della gara dei poeti, cioè è diventata una gara. Inizialmente cantavano, mettevano in palio un panno su Vaglio, no? Ho vinto il palio, capito? Quando è che è iniziata a uscire la vera gara? Quando hanno iniziato a girare i soldi. Beh, con i soldi in mezzo, quindi insomma inizia a cambiare qualcosa. Lo stesso zio Francesco mi raccontava che quando ha fatto la sua prima gara a Perfugas, che era giovanissimo, ma hanno chiamato subito a noi via Savelta, ma hanno dato Kimbe Mizza Franco, me che vedinari danno Kimbe Mizza Franco, e quando li vedevano quei soldi, lì sa, è scattato qualcosa e via, no? Ma torno più indietro. Allora, la vera gara inizialmente, il premio si dava a uno solo dei 3 o 4 cantanti, in genere erano 2 o 3, raramente 4. E la gara era vera, ma era una gara tra 3 cantanti, uno diverso dall'altro. E non sto parlando di oggi, perché io mi fermo parlando di queste cose alla fine degli anni 60, poi chi vuole andare avanti va avanti, io mi fermo lì, perché la vera gara di canto sardo era fatta da persone che spesso non erano tutti dei veri tenori. Pedro Bocchetti non era un vero tenore, era un barittono che tendeva al tenore, infatti nelle note basse non lo batteva nessuno. Chi aveva difficoltà nelle note basse è perché era un tenore che estendeva la voce verso l'alto, Luigino Cosso. A un certo punto esce fuori la figura di De Gortes di Laerro. Guardate che De Gortes era considerato da Antonio De Sole, che Antonio De Sole era quello che è stato, lo considerava su mastro. Se lui lo chiamava su mastro, in realtà molto probabilmente lo era,
purtroppo non c'è rimasta nessuna registrazione di De Cortes, purtroppo. Perché? Perché tutte le volte che era stato invitato per andare a Milano per fare le prime incisioni, alla fine degli anni 20, inizio anni 30, lui trovava sempre delle scuse, o perché doveva zappare, o perché c'era la mietitura, o perché lui faceva le contadine, molto probabilmente non poteva spostarsi. E infatti sono riusciti a registrare, abbiamo solo i documenti che in quel periodo è riuscito a spostarsi a Milano. Pensate che oggi a casa nostra possiamo registrare quello che vogliamo, ma allora era un grande sacrificio andare a Milano per fare queste registrazioni. Però fortunatamente questi documenti li abbiamo e io inizio a farvene sentire qualcheduno. Ma De Cortes? No, De Cortes non ce n'è, ma di quel periodo abbiamo, io vi faccio ascoltare inizialmente i primi, quelli registrati da Maria Rosa Punzurudu e De Lunas di Padria. Ascoltate bene la modulazione, stiamo ascoltando canti, cioè modulazioni degli inizi del 1900. Un attimino, Saulo, dimmi se poi va bene il volume. Sono pochi minuti di registrazione, non si sente, sa. Questo è De Lunas di Padria. Nicolino Cavizza come suonava una volta l'arpeggio, le prime registrazioni. Maria Rosa Punzurudu. Queste modulazioni sono belle da ascoltare. Calvino De Luna se le ha trascritte in spartito musicale, ma lui stesso diceva non si può scrivere questa voce, capito? Perché scrivendola si perdono i melismi, no? E l'armonia che ha, le note in più che fanno queste voci. Vediamo, sentite adesso invece. Sempre registrazione del 1930, Qui c'è Ignazio Secchi di Sorso che suona la chitarra. Pedro Bocchetti.
piccoli spezzoni, perché ne ho tantissime, no, di queste registrazioni. Piccola parentesi, oggi è presente un mio amico Bastianino Soggio di Bonannaro, che è un grande cultore di canto a chitarra, ma a casa sua possiede una stanza dove raccoglie centinaia e centinaia di gare di canto sardo, quindi tienitele ben strette, perché guarda, prima o poi ti invaderanno a casa, perché la grande memorialistica di questo genere nostro di canto a chitarra, gran parte ce l'ha Bastianino, e ti ringrazio perché lui mi ha fornito gare dal 1950 al 2000, quindi mi ha regalato dei documenti che hanno un valore inestimabile per chi vuole studiare questo genere, capisci? Quindi ti ringrazio pubblicamente, Bastianino, e collaboreremo in tante altre occasioni, vedrai. Anche perché di queste gare a Bulzi, io ricordo che Gavino tu ne registravi tante, no? E Antonio Gubeddu lo stesso, Antonio Gubeddu ne registrava tantissime, ma secondo me sono rimaste a casa sua, perse, i topi avranno fatto il resto, un'infinità, e poi Domenico è interessato molto, ma adesso Domenico lo ha fornito in gran parte anche il nostro amico, perché si conoscono da vecchia data. Va bene. Allora, questi sono i primi esempi, le prime registrazioni dei canti di una volta. Avete notato se erano le voci uguali? Non ce n'è una uguale, ognuno aveva un suo stile, su modo suo, no? Ognuno cantava la sua maniera sua, e il valore era quello del canto. Poi poteva piacere o non piacere, noi sappiamo che il pubblico poi si divide, no? È un tifoso il pubblico, quindi uno parteggia per uno, gli piace più la sensibilità dell'altra voce, però chi si occupa di questo genere deve staccarsi dal tifo vero e proprio. Io non dirò mai che zio Francesco Cubeddu è superiore a zio Leonardo a Bulzi o viceversa, non lo dirò mai. Per me sono grandi entrambi, tutti e due, ognuno nel suo genere, perché non cantano alla stessa maniera, ok? Certo, parlando poi comunemente, un altro dice no, uno è il metodo esatto, dice vabbè, ognuno poi dice quello che vuole, però nel nostro settore, guardate che sino agli anni 50, togliamo il periodo fascista, no? Perché il fascismo insieme alla Chiesa ha frenato un po' lo sviluppo di questo genere, volutamente, anche se io so che Giovanni Cuccuru di Usini ha cantato di fronte a Mussolini quando ancora non aveva registrato, ma lui l'ha sempre detto, faceva il militare e Mussolini dice, lo ha anche ringraziato perché caspita come si canta in Sardegna, ha detto, no? Però pubblicamente non potevano farlo, infatti nel periodo fascista molte delle feste venivano abolite, però nonno dice in botteghino abbiamo sempre cantato, anche durante il periodo fascista, perché se non si cantava lì non si viveva, chiaro? Quindi ascoltiamo un altro pezzo adesso, poi andiamo avanti, un'altra registrazione dei tre, Pedro Bocchello, De Sole e Luigi Locusso, perché sono stati dei primi a incidere le loro modulazioni. Guardate la calma e la lentezza del canto.
qua che è a Sarocca. Cioè chi conosce questo tipo di canto sa che è vero, Allora, adesso invece io vi faccio ascoltare una registrazione che ho fatto io una trentina d'anni fa con mio nonno, mentre lui canta sanglonesa, come si cantava, è il canto diciamo più tradizionale della nostra zona, che facevano un po' a Bulzi, alla Erra, Perfo, eccetera. È breve, la registrazione è un po' così perché l'abbiamo fatta in campagna. All'improvviso io venivo da Sassari, lo prendevo dove stava zappando, lasciava perdere una voce e via. Già mi sa registrazione. Cioè. Aveva allora. Sanglonesa, proprio il suo modo angloneso di cantare durante il re.
dell'Angronese lì, per specificare, no? Il tipo di canto. Allora, stavo dicendo prima che durante il periodo fascista c'è stata una parentesi dove i nostri cantanti locali, zio Leonardo e zio Francesco, Giovannino Casi è venuto nella successiva generazione, erano ragazzi, no? Sono del 24 loro, quindi hanno vissuto la gioventù durante il periodo fascista, sono stati richiamati anche loro al servizio militare durante la guerra, eccetera. E adesso, però, prima di iniziare a parlare dei nostri grandi cantanti locali, voglio farvi sentire, apro una piccola parentesi, visto che c'è anche Gabriele che ti interesserà molto, faccio sentire 5-6 minuti di una chiacchierata che avevo fatto con mio nonno sul Carnevale di Burzi, dove lui canta le due voci principali, oltretutto a voce piena. Molti lo ricorderanno, chi ha la mia età no, ma se c'è qualcheduno, Giosuè, tu te lo ricorderai, qualcun altro ricorderà qual era la vera tradizione che avevamo noi in paese, e c'è qualche piccola novità anche. Ascoltate un attimino, e per chi non è di Burzi è una vera novità. E a Carasciale invece si va via. A Carasciale che cosa si è vinto su sabato sera, noi siamo da Paiare di Paiare. Ecco. Si capisce? A Paiare te devi andare a fidanzare là. A voglio rompare. Però sa Carascialata, no? Però Carasciale. Ma su Carasciale, proprio se si è appaiata così, si andava innanzi un bene. Per esempio, l'ultimo anno che mandano Anna Maria, sanno il fatto per smettere di sciare, sembra che c'è da usare sanno pensa più sciare. Però se per il mare noi non siamo cogliuati, E come te vedi questa tradizione? Sono, no? Per esempio, prima su un coso una preparazione. Ah, Paiare lo confuso, lo coro Paiare. Lo coro, vedi. Da cantare persone che tutte le voci mi vedi, fazzi, bove, contra, basso, così accatterò che pure. Che veloce? Ehi, tutto su un coso completo. E cominciare a casire, vedi? Al bar. Capite? In soldina. Senti, Il cambiamento che giocate in botteghino sempre prima di uscire. Ah, sei provato Ramos. L'avrete dai che abbiamo tutto quanto pronto, sai, un'ora, E addirittura. si crea sempre sonnosa, al te, capito? Di questa manzana, una paghettia. Dove si riscaldava un po', no? Ogni 10 Solo che noi non raccogliamo tutto, ma non si minore sei femmina. Solo sei femmine si coglione. Sei femmina se le diamo somine, no? Ognuno non me ne so sei femmine. E noi quando prima dei sciri si buttiamo, no, contagliamo. Cavevini in genere, sempre se mettessi piazza a cantare. In maggioranza, è frate che vengono su fascia. Ma ditemi su Calevini. Poi Marantoni e Battista, proprio mia. Ah, la del vostro. Mettiamo questa via. Su fascia. Questo non si può fare, non è mai riuscito, mai insegnato. Ma faccio un po' te io. Prima di lui che ti è passato, era una cosa da credere. Se va attento che si comincia a casire. Non imparare, da voi Calevini, se sa tra le sue coro, perché voi, tra di voi, su Battista da voi. Battista e poi Antonino. E Antonino, da voi. E da voi vedi, sai che va che da Truretto, no? Che caro. E poi venuto dai maggiori, poi preso quest'anno per pizza. Boh, che bella io. Si può pensare la pizza? Tenore, vedi. Questo poi che si balla accanto in piatta pure. Oh, bella opera, che bella io. Voi di vestito, parente di Leonardo Capiccio. Sono babbo di cose, ho avuto costante Capiccio. Ah, però non penso. Da voi? Da voi, altre, però come non mi metto. No, si può lamentare, sa l'ultimo coro che hai fatto, per esempio, se caro mi fai male. Di male che vi vede si contra, no? Poi per me che l'Andrea Viola, ma non bacio. Chi la va che bene su mi può essere un pista Romano? Ah, no, che bacio Matteo, una casa che sono basso. La contra va che è questo. E poi pistarono a fattello, che a poco, al zitto, da poi
se fa le mie, paghiamo sul basso. Mi sempre su che so che lei so che paghiamo tutto io. Con me non paghiamo in tutti i modi, sicuro che cusso, sicuro che cusso. E comincia a cosa, ancora è a Marluco, no? In giro devi che mi mangi che uno ora ninne ora ninora ninna ninne ninora nino mi mangi che uno va che su battuto ora ninne nora ninora ninna ninne ninora nino in giro devi che su battuto va che ora ninne nora ninora ninna ninne ninora nino mi mandi che uno va che su battuto ora ninne nora ninora ninna ninne ninora nino questo vedi su un conto così ma però non paese le vaiane Ma che pochi vedi? ci pagate in poesia Oh. a coppia iena o su lumine su cognamato o su lumine in poesia sempre È molto visto il ritornello, la poesia che il tornello ad ogni pausa vivi cusco Tappo un peso. ogni pausa per esempio come tappo cantaleva ad ogni pausa le cose mi messo l'imparatorio tutto se il fucile del Saida mi ricordavamo E non mi viene a non era fatto, mi sa. sente bene e niente ad ogni luogo dai l'aereo, dai peppe, dai papaglios, dai sedini tanto sono a pensiero ma di gente, pieno, ubriaca, in mezzo, Marisa che le fontaine, Marisa la Graginone, Marisa, Tu sei via e poi pagare. noi non siamo via, contente, no? Questa cosa che mi sempre, tutto ci viriamo, il te fumare, il te iere, il te tutto. Tutta la notte mi affetto a fare un Pensa a Manzanile. bello, ti hai fatto una torrente. 90 al dia, mi sa. No, stanotte solo, sabato sera con tuo figlio. Ah, solo se sabato si va via. Da voi? Sa Manzana, no? La domenica a Manzana, Senti capito? andiamo a terra su Buddotto, c'è stradone, vedi? Ah, questa è un po' intesa, quindi. Ma quant'è questa cosa? Tiriamo da su, appicchiamo su Buddotto e le tiriamo. Buddotto io. E paghiamo se qua, rasello, E noi si moriamo. e sadremo a stradone pure, così, adesso composiamo. Ah, sapremo su come Veramente quando vi sadremo, e così, pure così e tiriamo da incultare adesso un pitto, A quanto è il metro il fitto a distanza? e a incultare da quelle per essere io che mi viene finalmente. Parlo che di 20 metri, là. Tutti i modi di due sempre chi. La fusile mi da creare. È così, lello. Quando culto di domenica? Sa domenica a Manzano culto vidi. Tutti i paesi veniamo. Vabbè, gente me la veniva che a Fiaghere, un culto ma invece che le ha sbuddotto, no? Che non la fa, che lo usa, li dai io, là. Sopra. Perché ma si quadra, sa. Tiriamo, si quadra, che a Manzano da un premio. Ecco, e ti ha visto premi, che vuol dire essere? Dinari, vedi, fare, ma te stai stiamo a trompare, ma te. Quanto si va via sta domenica, cara? Sta domenica. Da voi se non è Manzano, no? Stiamo a San Pulla. Fai voi. Allora, sapevano che è andata a me, andiamo tutto ça, lei il suo compagno, aiutare a pagare tutti i suoi ricevimenti, non poteva pagare. Che ampulla e coltagliati? Ampulla del liquore. Ecco, che può dire essere sul liquore tanto? Il liquore tanto. Quello ai 1000 fiori, quello a colorare. Adesso è da liquore antica, guarda, un settino. E cosa te tagliano? Pitta, ma complimento ne paghiano, si furono a birre, a legare brigiola, sai, e origliette, se pericchetto, tutto quanto cosa, tutto.
E da voi che andiamo, quanto entriamo, non siamo a cosa fare. Sa cadreno, non cadreno, sapevano che mandate come te quando abbiamo fidanzata, sai. E per gli altri casi canto? E cosa cantiamo, se buttiamo, se mangiamo, Tutta dia, no, un momento capito non andiamo seguito, dopo andiamo a sa che me ne canto da tia, da cosa me ne canto da stata. Una gioia satta. Tutto il dia da carrasciare, no? Tutto il dia. Da voi su sera, come iniziamo a salvarlo, ad ogni femmina, sapevano che andava da me, ti vede attraversare la resta mia, a suo ballumano. Così è tutto. Così è tutto e 3 bienni, la femmina è sempre curda che deve andare a me. Proprio su occasione, però si fidanzare. A sinistra sul ballo, sapevano che andava a me, e lei alla resta mia. Interrompiamo qua. È molto interessante. Queste chiacchierate che ho fatto con nonno 30 anni fa, oggi diventano dei documenti. Veramente, perché col passare del tempo, anche perché non stava inventando, stava raccontando veramente tutto quello che si ricordava. Entriamo adesso, anche perché il tempo corre, purtroppo, perché l'ho detto all'inizio, per parlare in maniera più approfondita di questo genere non basta una serata, sinceramente, perché ci sono tanti documenti da ascoltare, da mettere a confronto, da analizzare. Ma io adesso vorrei partire subito dal dopoguerra, dal momento in cui vengono fuori i nostri grandi cantanti, no? Zio Leonardo e zio Francesco Cubeddu, perché di fuori oggi non sono presenti qui perché non li abbiamo voluti disturbare per l'età, per le condizioni fisiche, cioè, altrimenti sarebbero stati con noi. Non mi sembrava giusto affaticarli oltre misura anche stasera. Allora, velocemente, zio Leonardo, li chiamo zio io perché così li ho sempre chiamati, zio Leonardo e zio Francesco nascono nel 24, sono coetanei. Zio Leonardo, qui abbiamo il cognato, da ragazzino lavorava, faceva il pastore in casa loro, vero? 37 e 38. Ha lavorato con loro e lì si è sistemato perché ha sposato la sorella, quindi è rimasto all'interno della famiglia. Ma inizialmente non si dedicava molto al canto sardo. Lo stesso zio Francesco mi diceva: ma all'inizio no, io devo lavorare da vine e vine, da voi resti parata questa ora, eccetera. Vabbè. Non vi faccio sentire cosa dice il nonno su di loro perché qualcuno si potrebbe offendere, perché il nonno era un po' pesante molte volte nelle sue espressioni, quindi anche perché non abbiamo tempo, anche perché il nonno si vantava di aver insegnato lui a zio Francesco e a zio Leonardo a cantare in sardo, ma probabilmente è vero perché loro erano bambini, ascoltavano i più grandi, li ascoltavano i Suzzilleri, no? Il sabato sera, la domenica sera. E io ci credo, sinceramente è così. No, a un certo punto dice: allora l'ha imparato su boia. dice amico tagliana, mia cacattero, no? E che veniva da hanno meta, no? Antonio De Sole, perché lui allora abitava a Sidine e scendeva sempre qua il sabato e la domenica. Allora, 2 notizie veloci sui primi anni, no? Come hanno iniziato zio Leonardo e zio Francesco. Zio Leonardo, dicevo, era un pastorello, piano piano è venuto fuori, poi ha iniziato a lavorare un po' anche per conto suo, a giornata una ragnantata, no? Capito? E dove cantava? Anche lui cantava come tutti gli altri, nelle poche occasioni che capitavano. Un giorno, nel corso di una festa qui a Perfughes, per chi non è della zona, è il centro più grosso di questa zona, no? Quindi si tendeva, no, a scendere a Perfughes in occasione delle feste in maniera particolare. E in occasione di una festa patronale di Perfughes, allora molto probabilmente tutti e due, zio Francesco e zio Leonardo, avevano penso 17 anni, 16-17 anni, sono scesi, vanno giù a Perfughes. Zio Francesco cantava in campagna, cantava in queste campagne vicino, lo sentivano tutti, si fermavano
ma aveva un carattere molto timido e lui è sempre rimasto, poi tutto sommato era introverso, mentre zio Leonardo crescendo poi si è aperto molto di più, era più estroverso in quel senso lì dal punto di vista caratteriale. Ma la loro prima esibizione è stata proprio a Perfugas e stavano cantando proprio De Gorze, Luigino Cosso, eccetera. Li hanno presi Perfughesi perché li conoscevano nelle spuntinate, no? Così, nelle serate che trascorrevano anche a Bulzi, in Suzzilleri. Li hanno presi, ah qui siete, via, li hanno proprio, come hanno detto, gli hanno messo la mano nel sedere e li hanno portati sul palco. Ed è stata la loro prima occasione, si sono fatti conoscere e in seguito a quella serata zio Francesco mi ha detto che mi hanno invitato subito alla festa di Nulbi, dopo 15 giorni. Dopo Nulbi subito a Osilo e lì inizia a girare qualche soldino e hanno capito che si guadagnava molto di più che andare a zappare a Zoronara, capito? E quindi inizia piano piano la carriera. In realtà il primo impatto nella carriera l'ha avuto zio Francesco rispetto a zio Leonardo. Quando è che è partito veramente zio Francesco Cubeddu nella sua attività quasi cinquantennale di cantautore? Quando ha vinto nel 47 a Sassari in occasione dell'agosto sassarese, no? Sassari per tradizione si faceva da tanti anni prima. Lui vince quel concorso che era un concorso che durava un mese. C'era una selezione, come si fa nei campionati mondiali oggi, no? Partivano dai 16esimi sino alla finale. E sapete chi ha battuto in finale? De Sole, Porcheddu, cioè i grandi. Io capisco anche quelli della giuria, hanno visto questo giovanissimo, no? Questo giovanissimo che emergeva, quelli là erano già conosciuti, avevano stravinto più volte lo stesso concorso, quindi lo hanno lanciato perché molto probabilmente meritava. È lì che inizia la vera carriera di zio Francesco. Mentre zio Leonardo inizia nel 50 invece, proprio da Sassari, vince anche lui nel 50 lo stesso concorso e lì inizia la sua grande carriera. Potrei fare un confronto io adesso dal punto di vista tecnico e musicale sui due cantanti. Mi dimentico che sono di Bulzi, anche perché io tenderei più per zio Francesco, ma perché? Perché lui mi ha lanciato anche nel canto sardo, mi ha spinto a suonare la chitarra sarda, l'ho accompagnato decine di volte. Con zio Leonardo invece ho avuto sempre qualche problema, o perché non poteva o perché era già sempre impegnato lui con altri chitarristi, e questo ce lo ricordiamo noi di Bulzi, no? Quante serate abbiamo fatto insieme. Ci ho chiacchierato tantissime volte, lui mi ammirava inizialmente come chitarrista, ma il cruccio veramente, e di questo ne ho parlato io con Giovannino Casu e con zio Francesco in particolare. Negli anni 80, agli inizi degli anni 80, avevamo l'occasione unica nel Logudoro dove si poteva chiudere il cerchio, dove c'era chitarrista e 3 cantatori, cioè tutto il gruppo di Bulzi. Se n'era parlato, ti ricordi Gaffi? Zio Leonardo non ha voluto partecipare, ma lo posso anche capire, molto probabilmente lui aveva già degli impegni professionali con altri gruppi. Ecco, a questo punto devo dire, che cosa li differenzia? Non parlo di Casu perché è della generazione successiva, di Giovannino Casu, ma zio Leonardo e zio Francesco, che cosa li differenzia? Innanzitutto la modulazione, musicalmente parlando, sono completamente diversi. Zio Leonardo ha seguito sempre nella sua carriera le voci che ha imparato da ragazzo e difficilmente si è discostato. Grandi novità non ce ne sono state nella sua evoluzione musicale, mentre zio Francesco era capacissimo di imitare i vecchi cantadores, li imitava, De Sole lo imitava perfettamente, e infatti in alcuni posti diceva che zio Francesco era figlio di De Sole, chi non lo conosceva bene, però lo imitava quando voleva imitarlo, ma zio Francesco aveva le sue modulazioni. E infatti è stato un innovatore anche nel canto a chitarra. Zio Leonardo è rimasto molto tradizionale invece nella sua modulazione. La voce era diversa. Zio Francesco Cubeddu tendeva
quasi esclusivamente per gli acuti, infatti ha avuto sempre grande difficoltà nelle chiusure più basse, nelle note basse, lo ha sempre riconosciuto anche lui. Mentre dal punto di vista della elasticità vocale, zio Leonardo era completo, perché lui riusciva a toccare le note basse, tenerle con una certa potenza, ma saliva addirittura alle note del tenore e le teneva perfettamente, e le ascolteremo. Io ho estrapolato alcuni passaggi dove si mette veramente in mostra queste grandi capacità. Ma io sono anche sicuro però, perché dal punto di vista caratteriale zio Leonardo è estroverso, nel senso che quando è iniziato a uscire fuori dalla Sardegna, sappiamo chi l'ha conosciuto che ha avuto a che fare anche in trasmissioni della RAI, molto più di zio Francesco, e secondo me ha conosciuto dei musicisti che in qualche momento gli hanno insegnato qualche piccolo segreto, come modulare meglio la voce, come tenere di più il fiato, come usare il diaframma in realtà. Perché un cantante che non conosce l'uso del diaframma è limitato. Se sai usare il diaframma puoi ottenere delle note incredibili, cose che non riesci a fare comunemente. Mentre zio Francesco è rimasto naturale in tutta la sua evoluzione. E la sua grandezza, diciamo il suo timbro vocale è rimasto limpido per almeno 20-25 anni. Poi la voce segue l'età, la voce invecchia come invecchiamo tutti. La voce non rimane giovane, segue l'invecchiamento del nostro organismo. Devo dire un'altra cosa, zio Leonardo ha saputo curare molto meglio dal punto di vista professionale la sua professione, perché del canto ne ha fatto una vera professione. Infatti il nonno diceva: non ha mai travagliato. Ho detto: no, il suo lavoro è il canto. No, questo è un divertimento, dice. No, non è, no. Era il suo lavoro quello, il canto, perché lo ha reso professionale a costo di cozzare con tanti altri. E qui entriamo in un discorso un pochettino particolare, perché io so che nella zona dove insegno, che ho indagato, ricercato eccetera, zio Leonardo ha fatto abbonamenti per le feste per 10-15 anni. Facevano gli abbonamenti, no? E quello vuol dire che era anche intelligente, insomma, è la mia professione, quindi devo tenermela stretta. Zio Francesco gli appuntamenti li prendeva tranquillamente, in amicizia, come ha sempre fatto. Difficilmente curava la professione come ha fatto zio Leonardo, ma infatti zio Francesco non ha fatto mai sempre il cantante, si è occupato anche di altro. Ha avuto il dopolavoro per tantissimi anni, ha lavorato alla SIR, a Porto Torres, insomma, il canto era una bellissima cosa, però ad un certo punto a me diceva, quando suonavo nelle prime gare con lui: non lesse su Trivaglio, me l'ha sempre detto, perché devo dire la verità, perché suonare una gara di canto sardo, ricevere negli anni 80 300-350 mila lire non era niente male, capito? E loro lo sapevano, però sapevano anche che il canto nelle feste stava iniziando a diminuire, perché dopo gli anni 60, lo sappiamo tutti, non arriva la televisione nella massa, diciamo, arrivano i Beatles, arrivano i Rolling Stones, e i giovani iniziano a staccarsi dal nostro genere. È naturale, è normale, anch'io. A me non piaceva inizialmente il canto sardo, mi ci hanno costretto piano piano e poi ci sono rimasto, una volta che mi ha preso, ci sono rimasto tranquillamente. Allora adesso, prima di andare avanti ancora un po', vi faccio ascoltare due registrazioni, una di zio Leonardo e una di zio Francesco, così possiamo iniziare non a fare i paragoni, a sentire la diversità. Però state attenti, zio Leonardo Cavizza ha sempre, quasi sempre preferito essere accompagnato dalla chitarra a plettro, a pennino, a penna, al 98%, tutte le sue incisioni sono accompagnate in quella maniera. Zio Francesco, perché me l'ha sempre detto,
Lui chiaramente per questione di professionalità lo invitavano a una festa e cantava, sia che ci fossero uno o l'altro, però lui ha sempre preferito l'accompagnamento di Adolfo Merella, accompagnamento ad arpeggio. Adesso vedremo la differenza. E in sintesi ve ne accenno a livello musicale. Allora, un attimino, seconda generazione. Zio Leonardo, accompagnamento a penna, pennino questo, adesso invece Zio Francesco Cubedda accompagnato da Adolfo Merella ad arpeggio. Altri due canti. Allora, che cos'è che differenzia questi due personaggi? Un po' il carattere, un po' il carattere. Purtroppo nel periodo del loro grande successo il pubblico ha creato l'antagonismo. È come due squadre di calcio, no? Uno che tifava per una squadra e uno che tifava per l'altro. E purtroppo per più di 20 anni non si sono parlati, ma non perché non riuscivano a parlarsi. Io sono riuscito a fargli abbracciare. Vito, ti ricordi nel 2000 in piazza, quando abbiamo fatto una serata per ricordarli, piano piano si sono messi a piangere tutti e due, poi non ci voleva nulla, ci voleva una scintilla, capito? La loro diversità, insomma, il loro attrito è stato creato più dalle tifoserie che da loro stessi. Loro hanno fatto
il loro percorso musicale tranquillamente. È chiaro che a un certo punto zio Leonardo era molto più interessato, perché del canto ne ha fatto una vera professione, mentre zio Francesco era sì una professione, ma era anche un piacere il suo. Quindi qualcosa c'era che cozzava tra loro due. Ma lo dimostra anche il fatto del numero delle incisioni. Guardate che zio Leonardo ha inciso 99 incisioni, sono tantissime. Ha partecipato a un'infinità di trasmissioni alla RAI, in Italia, all'estero, ha fatto beneficenza dappertutto, cioè riusciva a coltivare benissimo la sua professione, in maniera molto più aperta rispetto a zio Francesco, anche se zio Francesco ha girato l'Europa lo stesso, ma la sua grande intuizione e il suo grande orgoglio è emerso quando nel 90 a un certo punto mi telefona e mi dice: Rola, te la senti se mi accompagnare ad Alghero? Cosa c'è zio Francesco? Mi hanno invitato a rappresentare la Sardegna a Brosuganta Chitarra, e lui nel 90 insomma non era nel pieno della sua forma ormai, capito? Però canticchiava ancora. Dice: ma sì, anch'io avevo smesso di suonare la chitarra sarda, mi sono messo una ventina di giorni, mi sono riallenato eccetera. Cosa c'è? Già te lo dico quando arriviamo lì. E invece era un'occasione importantissima, perché al Baia di Conte ad Alghero c'era una settimana di incontri tra studiosi sul folk del Mediterraneo, quindi portoghesi, spagnoli, tedeschi, inglesi, tutto il Mediterraneo, docenti universitari che studiavano il folklore del Mediterraneo. E l'ultima serata c'era questa rappresentazione del folk sardo. E chi c'era? Zio Francesco, invitato per rappresentare dalla RAI, perché è la RAI che ha filmato tutta la serata, per rappresentare il canto a chitarra. Io sono arrivato lì, non sapevo neanche che cos'era, invece a fianco a noi c'era il coro dei Bitti che rappresentavano il tenore. Più avanti c'erano le Launeddas che rappresentavano il campidano, quindi l'usanza campidanese di accompagnare, eccetera. Insomma, abbiamo intrattenuto quegli ospiti, ma quello che mi ha meravigliato ancora di più, che poi noi abbiamo cantato 4, abbiamo fatto un re veloce, una nuoresa, una corsicana, un fa diesis e la disisperata sua famosa Mamma Sconsolata. Una rappresentanza di canto. Ma io a un certo punto mi guardavo il pubblico mentre l'accompagnavo e sapete che vedevo alcuni, ce n'erano stranieri che cantavano quelle canzoni, cioè erano studiosi, conoscevano i nostri canti, e a lui, a zio Francesco, lo conoscevano per le sue modulazioni e per quello che aveva dato a questo genere di canto. Quindi lui ha detto: già non sono riuscito a vendere bene, però è una bella soddisfazione questa, hanno chiamato a mie. Quindi nel piccolo, insomma, anche lui ogni tanto qualche sassolino lo toglieva dalle scarpe del suo piccolo. Però devo dire questo: zio Francesco, se fosse stato a livello caratteriale molto più espansivo, più aperto, avrebbe coltivato molto meglio la sua grandissima arte. E adesso lo ascolteremo. Sempre Marella che lo accompagna, Adolfo Marella. Fai in modo che ogni
invece, per terminare questa parte, una delle prime incisioni di Zio Leonardo, sentite Nicolino Cavizza, come era lui di carattere, suonava la stessa maniera. Spiace interromperlo perché però il tempo è tiranno, lo sappiamo, no? Avrei tanti altri documenti da farvi analizzare, ma non abbiamo il tempo. Voglio dire due parole su Giovannino Casu, che abbiamo lasciato in chiusura. Giovannino ha cantato tantissime volte in gare insieme a zio Francesco e a zio Leonardo, e devo dire la verità, non ha mai sfigurato. Guardate che emergere in mezzo a queste due colonne non è facile, non era facile. E lui, ascolteremo un pezzettino di una gara del 72 a Bulzi, fatta da loro tre. Sì, Giovannino, per chi non lo sapesse, Giovannino Casu è il nipote, figlio della sorella di Leonardo Cavizza, zia Maria Iara, che tutte le volte che la sentivo cantare a casa sua si fermava, guarda, aveva una voce stupenda, da paragonare a Maria Rosa Punzuluda, quelle voci lì, perché aveva una melodia incredibile, bravissima. Purtroppo le donne dovevano cantare solo in casa, capito? La tradizione era quella lì. Però di Giovannino cosa devo dire? Anche lui da ragazzo ha imparato come tutti, no? Seguendo nelle occasioni solite i più grandi, e analizzando bene le sue modulazioni. Io l'ho accompagnato parecchie volte, nonostante avesse un carattere niente male. Chi l'ha conosciuto non la mandava a dire Giovannino, e forse lo ha penalizzato nella sua carriera, anche quest'impeto che aveva, poco diplomatico, no, nei rapporti, però la voce era ottima per il genere sardo, un bel timbro tenorile, aveva degli acuti puliti, molto intonato, e non sfigurava neanche nelle note basse. Però analizzando veramente il suo modo di cantare si sentono voci di De Sole, voci di zio Francesco, perché denota proprio che la sua scuola è stata quella, più che zio Leonardo, ed era lo zio materno proprio, ma non correva buon sangue tra loro due, sempre per il discorso che ho fatto prima, perché uno era molto professionale, l'altro voleva entrare nella professione, ma molte volte si è trovato le porte chiuse da altri, perché gli interessi erano forti. E con Giovannino io dal 79, 80, 81, 82, 83 l'ho accompagnato tante volte e mi ha dato una lezione, mi è servito, devo dire la verità. La prima volta che l'ho accompagnato a San Pietro, eravamo alla festa di San Pietro delle Immagini in campagna, a un certo punto non avevo mai sentito, io accompagnavo zio Francesco, lui l'ho accompagnato sul palco per la prima volta, quindi non sapevo come cantava, e quindi era un po' teso, era un po' così. Ho detto speriamo che un po' che riesca a seguirlo, e poi mi sono accorto che quelle modulazioni mi erano molto note, no? Le sue, e in qualche brano l'ho anticipato qualche nota. Appena terminato di cantare sul palco mi ha detto: non lo vedi più in me? Io sono rimasto un po' impaurito, ero un ragazzo, insomma. Alla fine ho detto: perché comandeo su canto, non me lo deve andare tu e deve andare. Oh, aveva ragione, non l'ho detto prima,
perché nel canto a chitarra la chitarra è da supporto, viene in un secondo tempo. Ciò che conta è la voce, la modulazione vocale, e il cantante deve essere libero di modulare liberamente come vuole e può andare dove vuole. L'arte del chitarrista sta nel saperlo assecondare, accompagnarlo. Quindi per me è stata una grande lezione quell'altro che, anche se poi siamo diventati amici, però non lo mandava a dire, era diretto. Zio Francesco invece mi avrebbe detto: ma in questo passaggio forse invece di fare no, vai, era più morbido nel suo modo di molto più diplomatico. Giovannino era terribile, ma non era solo con me, lo era con tutti, e infatti lui ha cantato a sprazzi, ha avuto dei buoni periodi, poi veniva cancellato, poi riprendeva, non ha avuto un'evoluzione della carriera regolare, questo sì. Un po' anche perché è andato a lavorare a Torino per un certo numero di anni, però cantava a Torino, lo so da gente di Cossuina che frequentavano gli stessi circoli, e insieme agli altri fratelli di Giovannino, a Nandino e Nenaldo, e si trovavano e cantavano sempre, quindi un po' il canto lo ha coltivato anche fuori dalla Sardegna. Poi una volta rientrato è rientrato nelle gare, ma insomma emergere in mezzo a questi grandi. E adesso, prima di chiudere questo mio discorso, che purtroppo devo tagliare perché avrei tantissime cose da dire e da approfondire, emergere tra le colonne del canto a chitarra, che per me sono 4. Lasciamo la prima generazione, che cantavano in maniera naturale, semplice, ed erano bravi in 2-3 tipi di canti. Se poi facevamo cantare alla Galluresa a Pedro Boccheggio si mettevano a ridere, capito? E questo lo dicevano loro stessi. Invece zio Leonardo, zio Francesco, Ciccheggio Mannone e Mario Scano per me sono state le 4 colonne del canto a chitarra, diciamo, della seconda generazione, e infatti con loro io mi fermo, perché dopo di loro sì, ce ne sono tanti altri. A me piace molto, è sempre piaciuto Pintus, Virdis, Firinaiu, Chelo, ce ne sono tanti altri, Canu, uno diverso dall'altro, grandi anche loro, però questi 4 per me sono le colonne portanti del canto a chitarra, uno diverso dall'altro. Ciccheggio Mannoni alla sua maniera, con bellissime modulazioni, Mario Scano incredibile, quando era in serata era imbattibile, non aveva una voce potentissima ma aveva una modulazione, e io so che molti dicevano è l'unico che faceva delle modulazioni di De Gortes, e li faceva lui, Mario Scani. E Mario Scani è venuto dalla scuola di Luigino Cossu, perché avevano più o meno lo stesso tipo di voce, melodiosa, melismatica, eccetera. Quindi scusate se vi ho annoiato, magari sono stato un pochettino spezzettato, perché avrei quintali di cose da raccontare e da dire, ma il tempo non ce lo permette. Quindi dimmi Angelo. Posso raccontare 2 brevissimi episodi? Angelo è un nostro poeta di Bulzi, è uno scrittore poeta. Abbiamo interrogato 2 nostri compaesani, Italo Viore e Peppe Gavita. Sì, sì. Se hanno mai cantato, li vieni a cantare. Prima mi interrogato a Italo e poi a Peppe. Italo pronto a andare, mi capisci di nuovo in campagna, mi sono dimitto e ho fatto questi per dire come cantare. E se mi passato a Peppe, non si chiamavano, siamo vicini, no? E tu avete cantato mai? Capisci di nuovo, che si è pesato in uno ai gol, poi si Per terminare, sì, voglio terminare che a Bulzi sino agli anni 60 non cantavano solo quelli di cui ho parlato, cantavano quasi tutti. Io ricordo, non so se vi ricordate quando cantava zio Antoni Latte, chi l'ha mai sentito cantare? Una voce incredibile, una modulazione tipo Mario Scano, perfetta. Devi nominare anche chi suonava in quei film. Aspetta, bravo, me l'hai fatto bene a ricordarmelo, aspetta. Zio Francisco Guveggio su Mazzolaio e Mieto Guveggio su Sì, sì. Allora, tra i chitarristi, io avevo anche la sezione dovevo parlare della chitarra, ma non ce l'abbiamo il tempo. Allora, vabbè, hai fatto bene a ricordarmelo. A Bulzi non sempre c'era il chitarrista
professionista, no, per le gare. C'erano i cantanti, molte volte mancava il chitarrista perché il vero chitarrista era impegnato in altre gare, in altre feste, e allora andava per la maggiore. Io sto parlando sino agli anni 30 eccetera, che Ignazio Secchi, Peppino Secchi ha smesso quasi subito una volta che si è sposato a Sedini, non andava più a fare le gare, anzi chi accompagnava era Mignocchi di Sedini, Mignocchi perché aveva un occhio, lo chiamavano così e faceva le gare e suonava sia ad arpeggio che a plettro. A Bulzi ogni tanto facevano sedere sul palco a Francisco Guberno, il calzolaio. Io l'ho visto come, quindi chiamarlo chitarrista è un po' un azzardo. Io l'ho conosciuto, cioè erano persone che con 2 accordi accompagnavano tutta la gara, capito? Davano solo la cadenza al canto. Invece Zio Mieddu no. Zio Mieddu, fratello di Zio Francesco Cubeddu, io ho messo su Facebook alcuni suoi canti, a parte che cantava benissimo. Forse cantare vi metto da no, ha smesso subito, lui suonava la fisarmonica, suonava anche la chitarra. Il genero di Zio Marras? No, è il fratello di Zio Francesco Cubeddu. Il genero di Zio Marras? Sì, e allora l'hai conosciuto. Allora, velocemente, un aneddoto veloce. Zio Francesco mi ha raccontato, lo stavano avviando, no, ad accompagnare alle gare perché suonava ad arpeggio come Marella, col Gianelli, vanno alla festa di Erula. Andiamo a Erula e l'ha parlato un mie, non buffa in me. Andiamo che va questa gara è lunga, allora duravano 4 ore, no, le gare, eccetera, quindi mi raccomando, arrivano e non gli mettono un boccione dietro la sedia. La gara è finita dopo i mutos, insomma la prima parte finita, dai Xavier non me la puoi portare, che non si poteva cantare, come te fai a cantare? Per dire, peccato, perché quando era allenato suonava molto bene, poi chiaramente se suoni una volta ogni 20 anni è così. Gabriele. No, che tu hai fatto una sorpresa, a me in realtà a tutti. Ora se mi dai 5 minuti sì. Io ho una sorpresa che sembra caduta proprio a fagiolo, come si dice. Certo, come? Perché me l'ha fatta ieri abbiamo cantato col coro Gabriel a Macomer e prima di salutarci mi hanno dato questo CD che negli anni in cui abbiamo lavorato all'ultimo nostro CD, ovviamente voi sapete che quando si fa un CD sono tot i brani che escono, ma sono almeno 3 volte tanto i brani che vengono registrati. E in mezzo a queste registrazioni hanno recuperato una cosa molto importante e che cade secondo me molto bene oggi, perché quello che oggi tu ci hai insegnato, poi ovviamente uno di quello che una persona dice, ognuno coglie delle sfumature diverse. A me per esempio ha colpito da subito quando ci hai fatto sentire la Punzurudu che cantava, che nel secondo re che ha fatto non era come oggi spesso si usa il cantante che deve seguire quello che vuole il chitarrista. Lei ha preso un'altra direzione e lui infatti ha fatto prima 2 battute, poi che ha capito dove è andata e l'ha seguita. Quello è stato il primo grande insegnamento. Quando hai letto qualcosa relativamente a Gabriel hai elencato le prime mode. Le prime mode che hai nominato sono delle mode di canto a tagia e una di queste che hai nominato si chiama ottava. L'ottava sappiamo tutti che è un componimento di 8 versi, ma appunto in Gallura nel canto a tagia è un canto che è documentato da Gabriel e poi da tutte le testimonianze di chi ha vissuto quel canto, è esattamente la fusione, il passaggio dal canto a chitarra al canto a tagia, quindi a concordo, e viceversa, dal canto a concordo al canto a chitarra, e in particolare veniva eseguita, come ci descrive Gabriel, con uno strumento particolare che non era la chitarra ma era il suo precursore ed era la cetera gallurese, che guarda caso era come una chitarra, come un mandolino tra virgolette sardo, ma con la cordatura aperta, cioè con la cordatura che ha le stesse note del coro. E la cosa bellissima è che di questo canto l'unico coro che è rimasto oggi a cantare questo canto è proprio il coro Gabriel, e lo esegue in quella che era la versione tradizionale, cioè una parte solistica di canto a chitarra e una parte seguita dal coro. E la cosa ancora più interessante secondo me, che emerge anche da quello che tu ci hai detto e ci hai spiegato, è come nel canto sardo e nel canto a chitarra in particolare non occorre urlare, ma ciò che è importante è l'espressività della voce. E infatti quello che io adesso vi faccio sentire, sperando che ci sia un lettore CD,
e come un canto a chitarra secondo me possa essere infinitamente emozionante da veramente far venire i brividi e fermare il cuore, pur essendo cantato da un basso. Questo che canta, che è il basso del coro Gabriel, ed è il figlio di una grandissima cantante a chitarra, Maria Multineddu di Tempio. Lui viene da una famiglia di cantatori sia a tagia che a chitarra, e quello che lui conserva oggi è questa tradizione. Tanto c'è solo una traccia qua. È una tradizione importantissima del canto di famiglia, e quello che sentiamo adesso è l'ottava, cominciata, è un componimento di Don Baignou Pes, cominciata dalla voce solistica e poi seguita dal coro. Questa è una sorpresa che hanno fatto a me, quindi penso di poterla fare io a te. Questa è la cetra gallurese suonata rigorosamente all'arpeggio. No, da lì copiamo. A proposito di voci cristalline caloresi, come diceva Capino Gabriel, no, è granito, capito? Che rende la voce così. Allora, io volevo chiudere
con un pezzo, ma è già tardi, da ascoltare su una gara del 72 dove canta zio Francesco, Giovannino Casu e zio Leonardo. Però non c'è tempo, anche perché non andate via, perché io voglio terminare questa mia chiacchierata con un'esibizione, non una gara, con un'esibizione vera e propria, come si cantava una volta, improvvisando sul momento un po' tutti i canti della gara invece. Quindi ringrazio Nino Nieddu, che è venuto da Sassari, dalle Punti, è il padre di Pietro Nieddu, grande chitarrista che segue le orme di Adolfo Merella, Antonio Soggio di Sassari, originario di Bonnannaro, è presente il padre Bastianino, poi abbiamo Giuseppe Tamponi di Tempio e Gian Daniele Calvini, un ragazzo che se continua a essere umile diventerà un cantatore, ma anche Giuseppe ha una bella stoffa nel canto. Io direi di iniziare a prepararci, anche perché tra di noi abbiamo anche Marco Piana, che ha scelto giustamente di fare un bel mestiere, è già perché se no rischiamo che poi non si canta più. No, si canta. Marco ci delizierà di alcuni canti di zio Francesco in maniera particolare, il fa diesis, vero Marco? Anche se non hai più tantissime occasioni per cantare, però sono sicuro che verrà fuori benissimo. Ma che decimale no, che di bella che sei Marco, no? Va bene. Perché siamo a Pulsi, vedi come sono impazzito. Aggiungo invece di Gian Daniele l'ho accompagnato la settimana scorsa per la prima volta perché volevo conoscerlo dal vivo, diciamo direttamente. È un ragazzo che ha una grandissima passione sul canto a chitarra e sta studiando questo canto un po' nella scuola di Perfogas e di Nulvi, vero? O solo Perfogas? A Perfogas. Però a proposito di scuola io devo dire una cosa: è positivo il fatto di creare queste scuole per avvicinare i giovani, anche se i giovani sono pochi quelli che si avvicinano purtroppo, però la vera scuola un tempo era un'altra. In queste scuole qual è? Di positivo è che un ragazzo si avvicina a questo genere, però il difetto secondo me può essere un altro, è che si impara a cantare solo in una certa maniera, cioè canti come quel signore che ti insegna quella voce e basta. Invece un tempo ognuno cantava, una volta che sentiva le voci veniva fuori con le sue modulazioni, col suo carattere, però è già positivo questo. In più suona l'arpeggio, quindi è uno che canta e suona, quindi continua così Gian Daniele, perché ti divertirai tantissimo. Gabriele, io avrei terminato, avrei tante altre cose da dire, ma il tempo non ce lo permette, perché bisognerebbe approfondirlo in maniera anche scientifica questo nostro canto, non solo visto dal punto di vista popolare, è un'espressione popolare e basta, no, ha un valore enorme, perché è l'espressione più naturale di un popolo. Dove il popolo? Nella nostra Anglona, perché se ci spostiamo poi nel Logudoro, anche loro avevano tantissime altre modulazioni diverse. Antonio De Sole cosa ha lanciato? Su canto a Sabiaghesa, perché allora si cantava a Sauzzesa, a Sabiaghesa, a Sottieresa, a Sabifughesa, cioè ogni paese aveva la sua modulazione. E le gare inizialmente, ecco perché nonno diceva, si sono sempre fatte, perché si facevano la gara tra modulazioni dei paesi vicini, anche se non erano professionisti. Quindi grazie per adesso per aver avuto la pazienza di ascoltarmi. Dimmi. Giovannino, fai ascoltare. Se lo volete ascoltare, guarda, sono 5 minuti. È la chiusura di un canto in re do, capito? Un attimino, E poi cantiamo noi. No, non è questa è, non facciamo in tempo ad ascoltarla, eccola qui. Cavizza?
solo la conclusione, ma sapete che per gli intenditori una serata si dovrebbe fare solamente analizzando una gara dall'inizio alla fine, capito? Canto per canto, cantante per cantante, però immaginatevi il tempo che richiede una cosa del genere. Quindi oggi ho dovuto fare una sintesi, una forzata sintesi, perché ci sarebbero tantissime altre cose da dire, ma spero sia stata sufficiente per ricordare qualcosa che è stato fondamentale nel nostro paese, che ormai non c'è più, possiamo già dirlo, no? Ormai questa tradizione è già morta, secondo me. Infatti io mi fermo alla fine degli anni 60. Quello che si fa adesso, ecco cosa volevo dire, è un altro tipo di canto sardo. Si continua, ma oggi io lo chiamo canto a fisarmonica e chitarra, che è un'altra cosa. Quello che intendo io è soggettivo, ma è il canto a chitarra di una volta, è su canto a chitarra, quando la chitarra secondava il cantante era libero di modulare in maniera molto espressiva, molto calma il canto. Oggi è tutto un trilallero, secondo me, è cambiato totalmente lo spirito. È giusto che vada avanti perché il canto popolare si evolve, nessuno lo ferma. Però allora parliamo di un canto moderno, non è un canto sardo di una volta, perché altrimenti si confondono le cose. Io le distinguo. Il canto sardo di una volta è dai primi documenti che abbiamo, dalle prime registrazioni, quelli sono i documenti, sino alla fine degli anni 60. Io stesso ho smesso di suonare nell'85 alle gare ufficiali, perché al Rosario, alla festa del Rosario a Sigli, mi avevano invitato per accompagnare i cantadores, ma alla fine mi hanno detto c'è anche il fisarmonicista. Io ho detto no, per come suono io non posso suonare con la fisarmonica, ho detto, io arpeggio, quindi non andiamo d'accordo, sono due mondi diversi. La fisarmonica io la vedo bene nei mutos, in altri canti, ma non nel canto a chitarra. Ma adesso la gente, sì, ho capito, è di moda, la gente vuole, ma io ho smesso di suonare. Anche perché lavoravo già, insegnavo, quindi non avevo quell'attaccamento, diciamo, professionale che poteva avere uno che doveva farlo per forza. Perché se vi facessi ascoltare alcune gare suonate da Bruno Merella insieme a un fisarmonicista, Senes insieme a un fisarmonicista, è la morte dell'accompagnamento ad arpeggi. È la morte, perché la fisarmonica copre tutto. Oggi il canto purtroppo è diventato molto più veloce, meno espressivo, eppure le voci ci sono. Chi canta oggi, molti giovani hanno delle bellissime voci, però spesso la modulazione è limitata perché è tutto veloce, è troppo veloce. Se il canto è veloce gli manca lo spirito, gli manca il cuore. Quindi il canto sardo è quello che è rimasto lento. Anche zio Leonardo, anche se preferiva essere accompagnato dalla chitarra a plettro perché andava più d'accordo magari con quei chitarristi, però ha fatto sempre un canto lento. Anche i suoi mottetti non erano velocissimi, erano belli, espressivi e lenti. Non parliamo poi di zio Francesco Cubeddu, che dell'espressività ne ha fatta la sua carriera. Quindi grazie per adesso, per avermi ascoltato.